Eccoci, buongiorno amici ed amiche di Sportismo Channel. Stiamo seguendo ovviamente la gara di Pecco Bagnaia in diretta con voi, ne parleremo anche con Max che tra poco si collegherà. Insomma, un piccolo aggiornamento, 4 giri alla fine, Bagnaia in testa con Bastianini secondo, quindi Ducati in testa per il momento. Quartararo, il campione mondiale in classifica, a meno 23 adesso perché al terzo posto e quarto Bezzecchi. Per il momento è così la gara della Malesia, caro Max, ma ovviamente credo tutti i nostri amici, compreso Alberto, credo, e saluto in diretta, stanno guardando questi ultimi 4 giri perché potrebbe, e dico potrebbe perché ovviamente al momento sono 23 i punti di vantaggio, potrebbe essere, ma non lo diciamo, match point Pecco, questo dice per il momento la gara. Parliamo di calcio, ecco, nell'attesa spasmodica di questi 4 giri, quasi 3 che mancano alla fine, con un Inter che coglie un successo all'ultimo battito, all'ultimo istante, anche in maniera fortunosa, diciamolo, perché Venuti poteva cacciarla in tribuna, poteva fare un altro tipo di intervento, invece in una sorta di flipper è arrivato Mkhitaryan a dare i 3 punti e, perché no Max, il quarto punto a me e te che recuperiamo, anzi ci avvantaggiamo di 2 punti su Luca, ecco, questo per la classifica, per la sfida, diciamo, internos. Vabbè, finché non sia alla fine, diciamo, sì, d'altronde c'è sempre il rischio, prima o poi si può andare su e giù, insomma, ecco. Al momento tengo il vantaggio su di te di 2 punti e passo a 3 su di lui, che già mi sembra molto molto interessante. Detto questo, sì, anche fortunata, però alla fine è un po' sprecona l'Inter, nel senso che 2-0 in vantaggio, 1-2 pronti via, boom boom, e poi si è un po' seduta sul fatto di poter vincere, già era tranquilla, invece alla fine poi c'è stato il rischio di poter addirittura portare a casa un pareggio che secondo me alla fine non era poi il risultato giusto, nel senso che l'Inter, perché si è addormentata, ecco, poi questo è stato il concetto. Però alla fine si vede che doveva andare così, alle volte il destino è questo, e insomma, ha portato a casa una bella vittoria e fa ben sperare perché ennesimo successo consecutivo. Se le altre però davanti non si fermano, la vedo molto difficile, ecco, che si possa recuperare. Cioè, su alcune squadre posso essere convinto che si possa recuperare, sul Napoli non lo so, perché l'ho vista veramente in forma strepitosa. Vedremo se farà l'11ª vittoria. Io ho messo per la vittoria del Napoli, perché sono convinto che questa squadra sia superiore alla Roma. Ecco, tutto qua. Attenzione, Darko, vedo scatenato, buona giornata, buona domenica a tutti, anche a te Darko, 3 punti e si vola ora a testa al Victoria Pilsen, ovviamente ricordatevi che io e Max faremo la sfida inter-nos dei pronostici Champions League proprio martedì alla vigilia della partita dell'Inter che tra l'altro si giocherà alle 18:45, se non ricordo male mercoledì però perché mi pare che martedì giochino Milan e Juventus. Ecco. Detto questo, tra l'altro diretta su Prime, per chi ha Now, la partita dell'Inter sarà alle 18:45 diretta su Amazon Prime. Gli occhiali fanno d'antenna? È probabile, quello Bellissimo, di Max. certamente Ecco, sì, altrimenti non funzionano. nel frattempo restiamo in diretta perché mancano 2 giri, ancora Bagnai e Bastianini al comando, 1 secondo e 5 di vantaggio su Quartararo che ha ormai staccato Bezzecchi e quindi se rimane tutto così Bagnai ha 23 punti su Quartararo e quindi si deciderà tutto fra 2 settimane a Valencia per quanto riguarda il titolo, vediamo se la Ducati in teoria non si fa sfuggire questa occasione. Ricordiamo che una volta Bagnaia fu sopravanzato da Bastianini e quei punti adesso gli avrebbero dato il titolo mondiale, ma d'altronde è più bello forse diciamo godersela senza troppi Sì, sì, aiuti, sì, ecco, certo, gli certo. aiuti Ma cosiddetti di scuderia. vogliamo, ma vogliamo parlare anche della Juventus, 4 per l'Empoli, ma vogliamo parlare di tennis, finale a Napoli, Berrettini, Musetti,
Insomma, dobbiamo tirare fuori un sacco di robe. Berrettini Musetti, grandissime prestazioni in questi giorni. Ieri però Berrettini, poverino, afflitto da una vescica al piede sinistro che gli impedisce di mettere giù la pianta del piede molto bene, quindi di aderire bene al terreno, quindi è un po' in difficoltà. Bisogna vedere se in un giorno riusciranno appunto, se sono riusciti a fare il miracolo di mettergliela un po' a posto questa vescica, però il Musetti visto ieri mi sembra veramente un Musetti d'alta Strepitoso. classe. Sì, perché veramente non me lo aspettavo che quest'anno facesse un salto di qualità, migliorato il dritto, migliorato il servizio e può andare sempre di più perché è ancora più giovane di Berrettini, ricordiamocelo, no? Berrettini 26, Musetti 20, 21, insomma, per cui voglio dire, ha ancora margini ampi e poi c'è un rovescio a una mano che è di uno spettacolo unico. Ieri ho Sta visto un veramente... gran punto contro Kecmanovic, più di Ma qualche punto con i rovesci veramente cose spettacolare. ha Rovescio tremendo. disegnato, ha disegnato il campo da tennis, anche se devo dirti la verità, Berrettini, visto nelle partite precedenti a quella di ieri, era un Berrettini in forma Australian Open, c'era un Berrettini che tirava delle mazzate da paura, quindi bisogna vedere perché ogni avversario poi è a sé, no? È chiaro che la palla di Berrettini è molto più veloce di quella di Kecmanovic e quindi magari, sai, può essere un pochino più in difficoltà Musetti, però dico, visto il Musetti di adesso, secondo me ha un pochino di più i favori del pronostico. Io personalmente ho una mia preferenza, ma è perché lo adoro così di mio, ecco, a Berrettini, però insomma mi farebbe piacere anche se vincesse Musetti, ecco, ti dirò la verità. Qua andiamo bene in tutti e due i casi, cosa dici? Assolutamente sì, è una bellissima finale italiana a Napoli, torneo 250. Nel frattempo, ultimo giro e ultime curve con Pecco Bagnaia che scivola Bagnaia all'ultimo che secondo. vince. No, 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 sta andando a vincere, mancano veramente pochi istanti, ve lo diciamo in diretta, poi rispondiamo a Darko e a Alberto che ho visto che hanno scritto. Vince Pecco Bagnaia davanti a Enea Bastianini, terzo Fabio Quartararo e quindi ancora tutto aperto, 23 punti di margine quando manca una gara. E adesso ovviamente voglio rispondere Ma io credo che a Darko. mancherà, credo che nella prossima gara però Bagnaia non sia costretto ad arrivare primo, può anche arrivare un po' più in là. Sì, ha fatto più successi di Quartararo, quindi in caso di vittoria di Quartararo è secondo posto per Bagnaia, ovviamente recupera solo 5 punti, quindi è chiaro che gli No, mancano ma può veramente arrivare, io credo pochissimi, che possa sì arrivare anche sì, te. addirittura tredicesimo, credo, Sì, per cui dodicesimo, voglio dire, facendo i qua stiamo conti, parlando. il quindicesimo prende un punto, ne ha 23 di margine, quindi con il quattordicesimo posto, facendo i conti, 2 punti prende Bagnaia, 25 il primo, 25 meno 2, 23, cui arriverebbero a pari. No, ma in ogni caso adesso non arriverà mai a quel caso lì, però metti che Non arrivi credo. con calma, anche sesto, settimo sarebbe perfetto e avrebbe la vittoria in pugno proprio nettamente. Quindi voglio dire, oggi possiamo dire che se non succedono cose clamorose nella prossima... Eh? Se non succede un cataclisma, però non lo Vai. diciamo, no? Non No, lo no, diciamo vabbè, per certo. scaramanzia. E nel frattempo volevo rispondere perché si stanno scatenando i vari, ci sono due Alberto e Darko che scrivono, Maverick, sì, solita Inter folle, ma prendendo 2 o 3 gol a partita non si va da nessuna parte. Darko dice, comunque non si può prendere dei 2 o 3 gol a partita, Correa mi dispiace ma non è da Inter, Inzaghi mi sa che neanche lui è per i nerazzurri, ha fatto 55 minuti Correa come un fantasma. Vogliamo parlare dello stinco di Mkhitaryan, dice Alberto. Quindi siamo sinceramente Inzaghi fino a qualche giornata fa era veramente a rischio esonero, no? L'avevi detto anche tu in diretta, Max. È chiaro che insomma, ci sono delle difficoltà, però la squadra col Barcellona ha fatto 2 partite, devo dire, efficaci. Ecco. E lo stinco di Mkhitaryan, caro Alberto, l'abbiamo menzionato proprio in apertura, e, per cui se non hai qualcosa da aggiungere sull'Inter, sfogati pure No, perché c'è da poi... dire, io vorrei dire questo, sono d'accordissimo su Correa ed è ora di finirla, semplicemente finirla, che questi allenatori che vanno nelle squadre nuove si debbano portare dietro dei giocatori che hanno avuto nelle squadre precedenti, perché veramente siamo stufi di queste cose qua, ci sono giocatori molto migliori, ci potevamo tenere Pinamonti, faccio un esempio,
che sarebbe stato secondo me molto più efficace, oppure altri giocatori ce li tenevamo, punto e stop, senza dover per forza comprare un Correa che alla fine, quando l'abbiamo utilizzato, 30 milioni buttati dalla finestra. È ora di finirla di fare queste robe qua. Bisogna ascoltare di più i direttori sportivi seri che ti procurano dei giocatori diversi da quelli che avevi, altrimenti è inutile, cioè, giochi sempre con gli stessi giocatori che avevi nella squadra precedente. È assurdo, per quanto forte poteva sembrare là, ma alla fine si è dimostrato tra infortuni, una roba e l'altra, ha segnato poi a Verona quella volta la prima giornata, sparito completamente, ha fatto qualche gol qua e là, ma non è all'altezza dal punto di vista fisico, dal mio parere, quindi anche adesso giudicarlo è un po' così crudele, però è la realtà dei fatti, c'è un fantasma e continua a metterlo dentro. Purtroppo Dzeko non può fare tutte le partite, Lukaku è non pervenuto e quindi la vedo un po' difficile, ecco, tutto lì. Ecco, onde restare nei 10 minuti, velocemente diciamo che la Salernitana ha vinto ieri con lo Spezia nella partita delle 15. Beccata. Beccata anche quella, aveva rischiato Luca l'X ma non si è verificata, anche Andrea vedo. Milan-Monza, vittoria facile, Beccata. la squadra rossonera, beccata anche quella, a parte Davide che aveva rischiato l'X del Monza. Ma io cosa ti ho detto? 3 pere, 4, mi sono sbagliato di poco. 4-1 sono sempre 3 pere di differenza. Bravo, -1, volevo dire. Insomma, diretta spettacolare, direi stamattina, questa domenica, live caffè da casa, perché ovviamente la MotoGP, scusate, aveva la preminenza, quindi era doveroso raccontare, si sperava qualcos'altro, ma è andata bene lo stesso, perché da 14 sono diventati 23 i punti di vantaggio di Pecco Bagnaia. Abbiamo raccontato della Serie A, abbiamo detto del tennis, quest'oggi alle 15 la finale tutta italiana. Tantissime altre finali perché ci sono 3 tornei ATP, naturalmente 3 250, quindi insomma, e poi quindi c'è Tsitsipas in finale, c'è Auger-Aliassime di nuovo in finale, c'è Aliassime in una forma in questo momento, ragazzi, che ha battuto, sì, veramente incredibile, giocherà contro Corda, cioè voglio dire, ci sono 3 finali veramente incredibili. È da vedere, da non perdere, si comincerà con la finale, credo, non voglio sbagliarmi, di Berrettini-Musetti e così via a seguire, e poi si ricomincia settimana prossima con tornei 500 ATP 500 dove ci sarà il nostro Berrettini, ci sarà Musetti e tanti altri italiani, chissà che non torni anche Sinner dopo l'infortunio alla caviglia. Ecco, rispondo alla provocazione di Darko, vogliamo Staiano all'Inter? Magari, ormai Staiano, ovvero io, è meglio che stia a casa. Ora tutti a Solden, ghiacciaio 2700 metri, inizia anche la Coppa del Mondo maschile. Ieri purtroppo non si è disputata la gara femminile, grazie Alberto che ci ricordi ovviamente dello sci, perché anche lo sci sta iniziando la sua stagione. E poi, caro Max, volevo dire, per chi non sta a casa a guardare sport, c'è la sagra di San Simone a Codroipo, rimanendo qua vicino, la sagra a San Leonardo, c'è a San Leonardo Valcellina il porco in piazza, perché insomma ce n'è per tutti i gusti, anche per chi non volesse guardare lo sport, ecco, in questo caso, ecco. Però insomma, se non hai altro da aggiungere, direi che siamo in chiusura e ci aggiorniamo lunedì sera per vedere cosa succede nei pronostici. Poi martedì commento ai pronostici di Champions League. Ricordate di mettere... Potremmo aumentare il vantaggio su Luca o diminuirlo, vedremo, ma credo che sarà un po' duretta guardando i risultati. La vedo dura per lui. Tutto apertissimo, e stasera Roma-Napoli, quindi una domenica stellare in ogni caso. A tutti buona giornata e ricordatevi di mettere like, mi piace, seguiteci su tutti i nostri social, a partire ovviamente da Instagram dove facciamo le dirette, Facebook, TikTok e anche YouTube. A tutti una buona domenica da Enrico. Massimiliano, ciao a tutti.